sviluppo di un'app. Conosceremo entro pochi giorni la soluzione scelta dalla task force del Ministero dell'Innovazione fra le 319 proposte. Sarà probabilmente un'app in grado di rilevare e segnalare tramite tecnologia Bluetooth i contatti fra le persone fino ad 1 metro, poco più. In tal modo permetterà di essere avvertiti, tra l'altro, della vicinanza a soggetti a rischio e di ricostruire velocemente i contatti avuti dai contagiati. La stessa app potrà avere funzioni di monitoraggio dei sintomi e di telemedicina, ad esempio per fare alcuni esami clinici da remoto e dialogare col medico. Spetterà comunque al governo stabilire le regole di ingaggio, app obbligatoria o volontaria, per quale tipo di platea, i limiti in fatto di privacy. A tutela della riservatezza, l'impiego dell'app dovrebbe avvenire in maniera anonima e con i dati criptati. La soluzione adottata dal governo sarà diversa da quelle introdotte da alcune regioni per mappare il contagio, come allerta l'OM e Lazio Dottor Covid, e non dovrebbe coinvolgere le piattaforme social. Ad ispirarla in qualche misura le app utilizzate da Cina, Corea del Sud e Singapore, dove però sono stati applicati criteri di privacy meno stringenti nel localizzare i contagiati. Controlli intensificati da nord a sud.